La solennità del Corpus Domini invita a riflettere sull'offerta che Gesù ha fatto di sé al Padre per noi. A Chiavari molti fedeli hanno partecipato alla processione eucaristica sino al santuario di Nostra Signora dell'Ulivo. Proseguono a ritmo spedito le operazioni di assemblaggio della nuova passerella pedonale di Rivarola di Carasco. La struttura è a campata unica e verrà varata entro la metà di giugno. 40 anni per la Cooperativa Olivicoltori Sestresi, traguardo festeggiato nella sede di Valle Ragone con la consegna del premio Miglior Olio d'Oliva e l'inaugurazione di una nuova sala didattica. Sfuma ad Ascoli il sogno salvezza della Virtus Entella, il pareggio 0-0 non basta ai biancocelesti che retrocedono in Lega Pro. Il presidente Gozzi scrive: cara Entella, ti riporteremo in alto. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. Diverse comunità cittadine hanno celebrato ieri la solennità del Corpus Domini che quest'anno è coincisa con la chiusura del mese mariano. A Chiavari la Santa Messa è stata presieduta dal Vescovo Alberto Tanasini che nell'omelia si è soffermato sul mistero eucaristico del corpo e del sangue di Gesù. Poi la processione, quasi un pellegrinaggio, sino al santuario mariano di Bacezza per la preghiera e l'adorazione conclusiva. Sentiamo. La solennità del Corpus Domini invita a considerare un aspetto del grande mistero eucaristico, rinnova l'offerta che Gesù ha fatto di sé al Padre per noi. Lo ha richiamato il Vescovo Alberto Tanasini, che ha presieduto nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro la Santa Messa insieme ai parroci di Chiavari. Per tutta la vita Gesù ha compiuto la volontà del Padre, sino alla morte in croce. Gesù ha voluto che questo gesto di offerta fosse consegnato per sempre alla Chiesa, che da quel gesto è nata e di esso si nutre, in modo sacramentale, nei segni del pane, vero corpo dato, e del vino, vero sangue versato. In questo modo, ha proseguito il Vescovo, siamo chiamati ad unirci al sacrificio del Signore, a fare della nostra vita un'offerta al Padre. Presenti alla Santa Messa molti bambini della prima comunione che subito dopo l'Eucaristia hanno aperto e condotto la processione sino al santuario di Nostra Signora dell'Ulivo. Nella notte, appena rischiarata dalle luci delle fiammelle accese, molti fedeli hanno raggiunto la collina in una sorta di pellegrinaggio che ha ripercorso la strada compiuta da Maria per far visita alla cugina Elisabetta. Ancora una volta Maria ha condotto i fedeli a Gesù, rinnovando quel legame forte tra la madre e il figlio al quale, per opera dello Spirito Santo, ha dato una natura umana. Ella dunque ci precede e ci insegna a fare della nostra vita il sacrificio perenne. Ella è con noi questa sera, mentre compiamo il gesto della fede nell'Eucaristia, il gesto della lode e affermiamo che il suo dono di grazia inonda il mondo in cui viviamo. Benedictus fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Cambiamo ora argomento, sta prendendo forma la nuova passerella pedonale di Rivarola di Carasco. I 6 blocchi di colore blu giunti da Genova sono stati sistemati sul greto del fiume Entella e assemblati componendo la campata di 70 metri che ora viene saldata e imbullonata. Una volta terminate queste operazioni si procederà al varo della struttura con l'ausilio di una gru. Siamo andati a vedere come procedono le operazioni. È stato finito il premontaggio della struttura in acciaio e nei prossimi 10 giorni verranno completate tutte le saldature strutturali e poi saremo pronti per il varo che dovrebbe avvenire attorno alla metà di giugno. Quali sono le caratteristiche di questa struttura metallica e dove è stata realizzata? È una struttura che ha un peso totale di 60.000 kg d'acciaio. È stata realizzata nei suoi componenti da un'officina di Busalla, ha una careggiata di 3,20 metri di larghezza che consente il transito agevole ai ciclisti e ai pedoni e in caso eccezionale anche a mezzi di soccorso che possono accorciare di almeno 10-15 minuti l'attraversamento del fiume senza fare tutto il lungo giro che devono fare attualmente.
La campata quanto misura? Sono 70 metri di luce ed è stato necessario farla per superare la problematica dell'obbligatorio mantenimento della pila in sponda sinistra del vecchio ponte che bisognava assolutamente mantenere per motivi storico-culturali. Come verrà varata? Quali le operazioni che verranno eseguite? Interverrà un'unica gru fra le più grosse presenti in Italia che imbragando, appendendo il ponte a circa 15 metri dalle due estremità da ciascuna parte, provvederà con una rotazione di circa 90 gradi a posizionarlo sulle pile già predisposte. Una volta varata la struttura verrà completata con le opere accessorie, che cosa è previsto? Allora, c'è un'opera accessoria di tipo impiantistico, che sono 2 protezioni laterali alla via di transito nelle quali potranno essere ubicati tubi per fogna e impianti elettrici che debbano attraversare il fiume. Mentre l'illuminazione è prevista un'illuminazione funzionale, bassa, radente, che illumina il piano di calpestio, e un'illuminazione più scenografica lungo i 2 archi perché sia visibile anche di notte il ponte nella sua forma finale. Ha raggiunto quota 80.000 per una media di oltre 1.300 utenti al giorno la quota dei passeggeri che ha utilizzato il nuovo servizio giornaliero della linea 82 Santa Margherita Ligure Portofino. Partito il 26 marzo scorso, il servizio prevede una corsa ogni 15 minuti per un totale di 55 corse al giorno di andata e ritorno, destinate a diventare 67 a partire dal prossimo 1 luglio, quando si rafforzeranno soprattutto le corse della sera e della notte, con un'ultima partenza da Portofino fissata all'1,30. La tariffa è di 3 euro per la sola andata e di 5 per l'andata e il ritorno, titoli che, se acquistati a bordo, aumentano di 1 euro. Per quanto riguarda l'attività anti-evasione, nel corso dei 6 mesi sono state compiute oltre 40 azioni mirate da parte del personale addetto al servizio di verifica titoli di viaggio. Intanto ATP informa che martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 giugno la biglietteria di Santa Margherita Ligure resterà chiusa al pubblico per permettere il completamento dei lavori necessari ad accorpare la biglietteria ATP all'ufficio turistico. La cooperativa Olivicoltori Sestresi ha tagliato in questi giorni il traguardo di 40 anni di attività. Per l'occasione, domenica scorsa, oltre all'annuale assemblea, c'è stata la consegna del premio al miglior olio di oliva e l'inaugurazione di una nuova sala didattica. Come avete festeggiato? Abbiamo festeggiato appunto con, oltre l'assemblea dei soci annuale, per quanto riguarda il bilancio e quant'altro, abbiamo anche inaugurato la nuova sala della fattoria didattica, una sala che è stata appunto messa a punto quest'anno per l'accoglienza dei soci, per i laboratori inerenti alla fattoria didattica, ossia laboratori sul pesto, laboratori sui testaroli che andremo appunto a fare con i turisti, e laboratorio su altre, diciamo, peculiarità del nostro territorio. Dal 1978, da quando siete partiti ad oggi, sono cambiati i numeri, ma resta lo spirito di fondo che porta avanti questa realtà. Certo, resta soprattutto l'armonia che viene gestita all'azienda. Siamo partiti con un dipendente part-time, oggi abbiamo 12 dipendenti, erano 23 soci fondatori all'origine e nel 78 e oggi siamo 1672 soci. In occasione dei 40 anni della cooperativa Olivicoltori Sestresi c'è stata anche la premiazione della 4ª edizione del miglior olio. 33 i partecipanti selezionati, com'è andata? Chi ha vinto? Allora, posto che erano veramente degli oli molto buoni, il primo che ha vinto il concorso è Mario Chella, il quale ha ottenuto un punteggio di 87 decimi su 100. Il secondo è Botto Elvio con 87 e il terzo è Levaggi Giuseppino con 86,40. Questi punteggi fanno vedere come l'olio prodotto quest'anno, grazie a particolari condizioni, era di elevata qualità. Sì, sono effettivamente la conferma sensoriale che tra l'altro trova riscontro perfettamente anche in analisi chimiche veramente buone, perché sono acidità bassissime e perossidi bassissimi, e sono appunto indice di un'annata che ha dato questi risultati anche per la mancata presenza della mosca olearia, che è il principale antagonista, diciamo, della qualità.
E ora parliamo del Festival della Parola che si appresta a vivere la sua seconda giornata a Chiavari. Questa sera l'appuntamento principale sarà in piazza Nostra Signora dell'Orto alle 21:30 con Paolo Mieli che porterà il suo spettacolo Era d'ottobre sulla rivoluzione russa. Durante il pomeriggio alle 18 incontro alla Società Economica con il fondatore del Centro Studi Tibetani di Milano. Si parlerà di spiritualità e nuovi media. Alle 18:30 Paola Maugeri parlerà del libro Rock e Resilienza insieme a Massimo Cotto all'Auditorium San Francesco. Quale spiritualità per l'uomo dalla piazza digitale? È la domanda a cui si è cercato di rispondere ieri nell'appuntamento con l'imam Ezzedine El-Zir, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche Italiane. Insieme a Goffredo Ferreto e Elena Morinari ha trattato di come attraverso i nuovi media digitali sia possibile comunicare messaggi positivi. Quale rapporto c'è tra la religione islamica e la piazza e i social? È un rapporto dinamico e il social oggi è un strumento, come tutti gli strumenti, dipende da noi. Se noi siamo preparati possiamo fare un uso positivo, se non siamo preparati purtroppo può essere uno strumento negativo. Il mio messaggio è che gli strumenti vanno usati, ma dobbiamo avere dell'educazione come dobbiamo usarli. Come do un esempio molto semplice, il coltello a casa lo usiamo per mangiare, ma purtroppo qualcuno lo usa anche per uccidere. Allora è uno strumento molto buono se lo usiamo per mangiare, uno strumento negativo danneggia l'altro se lo usiamo per uccidere. E così oggi il social network è uno strumento per aprire la mente, un strumento per comunicare con l'altro, se abbiamo una educazione civica di usarlo. Se invece lo usiamo senza sapere niente, potrebbe essere un danneggiamento. Quindi è importante anche riflettere sulle conseguenze dell'uso dei social. Dobbiamo sapere che dall'altra parte c'è una persona, non c'è il niente. Oggi è una giornata particolarmente significativa per Don Emilio Arata che festeggia 55 anni di ordinazione sacerdotale. Fu ordinato infatti il 1° di giugno del 1963, una data che non è passata inosservata agli amici del villaggio del ragazzo che questa mattina con una bella sorpresa hanno salutato Don Emilio con una targa posta nella bacheca dinanzi alla palestra del centro di formazione professionale di San Salvatore. Rendiamo grazie a Dio, Don Emilio, il villaggio esulta per i tuoi 55 anni da prete, si legge nel manifesto. Don Emilio, che proprio all'inizio dell'anno ha festeggiato i suoi 80 anni di età, è parroco di San Maurizio di Monti, San Quirico di Assereto. Sin dall'inizio del suo mandato pastorale è stato vicino alla struttura fondata da Don Nando, dove fu accompagnato dall'allora vescovo Monsignor Francesco Marchesani. A Don Emilio naturalmente vanno gli auguri e le felicitazioni anche da parte di tutto lo staff di Telepace. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi tutte le altre notizie e lo sport. Avvenire titola "Governa la strana coppia", l'allusione chiaramente alla famosa commedia di Neil Simon. Di Maio e Salvini vice con Conte premier e Tria l'economia. Lo spostamento del professor Savona alle politiche dell'Unione Europea permette l'intesa Movimento 5 Stelle Lega. Cottarelli si ritira in buon ordine, Mattarella paese pacificato, volontà degli elettori rispettata, lavoro e interno, ruoli chiave ai due leader. Maxi multa dell'Unione Europea per i depuratori che non ci sono, e ne sappiamo qualcosa qui nel Tiguglio, fogne inadeguate in 74 centri. Trump, Europa sui dazi, ora è scontro aperto nel mirino acciaio e alluminio, mentre oggi viene presentato il piano zero debiti e alleanze per la FCA, cioè la Fiat di Marchionne. Il santuario mariano di Meggiugorje, il Papa nomina Oser visitatore apostolico e a lui la cura pastorale a tempo indeterminato. Vediamo appunto nelle pagine interne del secolo XIX. Visitatore apostolico dal Papa all'arcivescovo polacco, un compito solamente pastorale a tempo indeterminato. Il presule già inviato speciale della Santa Sede avrà il compito di accompagnare in maniera duratura parrocchie e pellegrini. Non si preannuncerà sul tema delle apparizioni. Veniamo al secolo XIX. L'Italia si affida al governo Conte. Oggi il giuramento, i nodi decisivi e tutte le fotine dei ministri.
E poi la brutta notizia, Entella retrocessa in Serie C, il cuore non è bastato, pari senza gol ad Ascoli. Agorà, la piazza dove ogni pensiero ha trovato casa. Veniamo appunto all'inaugurazione del Festival della Parola di Chiavari. I Big fanno subito centro, protagonisti anche gli studenti, e ieri sera grande successo in piazza Nostra Signora dell'Orto per lo spettacolo di Simone Cristicchi, Istria, il dramma dei profughi nell'esodo di Cristicchi, tenso struttura di piazza dell'Orto gremita ieri sera. Un racconto per voce, parole e immagini che ha coinvolto il pubblico nella tragedia di un popolo. E veniamo sempre dal secolo XIX, altre notizie. Manto azzurro, ma non solo, mongolfiera per Montallegro. Rapallo è decisa a replicare il grande successo del Red Carpet del 2017. Il comune valorizziamo il santuario, importantissimo per la città. E ieri sera processione del Corpus Domini a Chiavari, da Rupinaro a Bacezza. Andiamo in redazione con tutte le ultime notizie, per noi Andrea Capitani. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. Una notizia di cronaca: un cittadino straniero di 51 anni, residente a Genova, è stato denunciato per ricettazione e commercio di prodotti contraffatti da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Santa Margherita Ligure. L'uomo è stato sorpreso a vendere ai passanti in via Mameli a Rapallo svariati capi di abbigliamento con marchio contraffatto per un valore di circa 400 euro. Fermato, la merce è stata sequestrata. È tutta, te la linea. Bene, grazie. Andiamo ora sul sito di Radio Vaticana, perché questa mattina il Papa ha redatto una lettera indirizzata al Cardinal Farrer in occasione della pubblicazione del documento Dare il meglio di sé sul rapporto tra Chiesa e sport. Lo sport è una ricchissima fonte di valori, un luogo senza barriere dove si sperimenta la gioia di competere per una causa comune, quanto scrive Papa Francesco, che sottolinea: nello sport come nella vita vale il gioco di squadra. Ed una squadra compatta purtroppo ieri sera non ce l'ha fatta a conquistare la salvezza ad Ascoli. Stiamo parlando della Virtus Entella, che ha disputato ieri lo spareggio dei play-out, il secondo spareggio dei play-out salvezza per quanto riguarda la Serie B. Un epilogo che parte da lontano, in una stagione in cui, scrive oggi sul sito della società biancoceleste il presidente Gozzi, la squadra ha dimenticato chi fosse e da dove venisse. Hai cominciato a peccare d'umiltà, scrive Gozzi direttamente alla squadra Entella, e a giocare diversamente da come hai sempre fatto. Una nota di rammarico subito rinfrancata da una certezza. Ricorda che noi ti saremo accanto per tanto altro tempo. Non importa contro chi giocherai e in quale categoria sarai, importa solo che ci sarai. La cronaca della partita nel servizio. Il sogno per adesso è svanito. La Virtus Entella saluta la B dopo 4 anni meravigliosi fatti di momenti bellissimi ed altri più difficili. Scrive così sul sito ufficiale della squadra biancoceleste Marco Bianchi all'indomani della gara di ritorno dei play-out salvezza disputata ieri sera ad Ascoli. Un pareggio a reti inviolate ha sancito la retrocessione in Lega Pro della squadra diretta nelle ultime decisive partite dall'ex capitano Gennaro Volpe. Niente da dire sull'impegno, sulla dedizione che ci ha messo la squadra. Io ho dato tutto me stesso in queste 4 settimane e i giocatori devo solo ringraziarli per la disponibilità, per la professionalità, per il rispetto che hanno avuto nei miei confronti. Quindi un grazie per quello che hanno dato in campo fino alla fine. Purtroppo non siamo retrocessi oggi. La retrocessione, quando retrocedi, è figlia di tante cose, di tanti errori. Che poi la società con calma analizzerà. Al di là della delusione per aver mancato l'obiettivo salvezza, l'analisi a più ampio respiro porta ad individuare i molti segnali positivi che la società e la squadra hanno saputo imprimere in questi anni. Con una certezza: l'ambizione, la passione e la voglia espressa dal presidente Gozzi proprio alla vigilia della partita. Posso dire che l'Entella ha una risorsa unica e straordinaria che è Antonio Gozzi. È da lì che l'Entella ripartirà più forte di prima. La nota di maggior calore arriva dai 300 tifosi che hanno seguito la squadra nella trasferta ad Ascoli, superando anche la difficoltà di un pneumatico forato lungo il tragitto. Nel momento cruciale della stagione non è mancato il loro supporto. Un grazie a tutti i tifosi che con grande sacrificio ci ha seguito in una trasferta così lunga per sostenerci. L'amarezza e il dispiacere che non gli abbiamo potuto regalare una gioia. Dobbiamo solo leccarci le ferite e ripartire più forte di prima, perché questa società ripartirà più forte di prima. Si è svolto
svolto nella piscina comunale di Rapallo il primo Memorial Loredana Piaggio, torneo di pallanuoto studentesco organizzato in memoria della docente di scienze motorie del liceo sportivo Liceti, improvvisamente scomparsa. Circa 150 i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori del Tigullio e del Levante genovese coinvolti nelle gare, tutti mossi dall'intento di regalare ad una donna speciale una mattinata di gioiosa atmosfera. La professoressa Piaggio ha sempre sostenuto con passione che nello sport i giovani scoprono una sana dimensione di crescita e affermazione personale. Il suo motto è sempre stato: c'è del potenziale in te, credici sempre. La docente defunta è stata negli anni artefice di numerose iniziative sportive in ambito scolastico. Anche al suo contributo si deve la nascita del liceo sportivo Liceti di Rapallo. Era impegnata nell'organizzazione della settimana dello sport. Durante la cerimonia di premiazione erano presenti il marito, i colleghi, gli alunni e quanti l'hanno conosciuta ed amata, stretti in un forte abbraccio nel ricordo commosso, consapevoli di aver ricevuto un grande dono nell'averla conosciuta. E con questo ricordo e con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. L'informazione di Telepace ritorna alle 19:15, 20:30, 22:45. Vi ricordo alle ore 20 l'appuntamento con la Buonasera del venerdì condotta da Marco Revello. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.